Fisica trinacriota. I tre principi della dinamica sicula. Primo, principio di inerzia o della lagnosia. Si verifica quando un individuo siculo si trova in uno stato di quiete in cui stende le perenni stanche membra su uno dei comodi e morbidi componenti d'arredo della sua dimora, divenendo un tutt'uno con essi. Secondo, principio della proporzionalità, di conservazione, o detto anche P un quinto e mezzo. Affinché il siculo possa continuare a mantenere il suo stato inerziale, evitando individui perturbatori della sua quiete, isciurusa, deve dotarsi di apposite escrescenze ossee maggiorate di mezza misura rispetto all'avversario, affinché renda vana la sua azione disturbatrice. Terzo, principio dell'azione-reazione o del cafuddare. Un individuo siculo, felicemente e comodamente immesso in un sistema inerziale, primo principio della dinamica sicula, se sottoposto ad azione di sfruculiamento, esce dal suo stato di quiete per reagire in maniera violenta e contraria all'elemento perturbatore al fine di poter ritornare al suo stato iniziale.